Ultima corsa di questo convegno, è la settima, è il premio Ippopizza alla tenda. Una dotazione di 4.620 euro per questa corsa di ippica nazionale riservata a cavalli europei di 4 anni, vincitori da 1.000 a 6.000 euro in carriera. Sono ben in 13 in pista, quindi ci saranno 2 file complete più il numero 13 da solo nella terza fila. L'autostart ha chiamato i cavalli a raccolta con le luci e la campana che si sono accese e hanno suonato, e i cavalli ora si mettono a seguire l'autostart in movimento. Leggiamo il capo dei partenti: 1 Golia Petral, Davide Di Stefano, con il numero 2 Ginger Bar, Gennaro Casolari che ha cambiato guida, Grand Don Raffaele con Filippo Monti che ha sostituito Lorenzo Talpo, 4 Glamour Fast Francesco Tufano, 5 Gascanf Roberto Faticoni, 6 Giovidi B Nicola Salacona a completare la fila, poi Giacinto Pax Pepponi, Greg Di Girofalco Rosta, Gowan Laumar Cheli, Gabertrio De Filippis, Good Bay di Poggio Galluccio, Giacomino Di Bicangiano e Gloria Ngori Ari Piscuoglio. La macchina stacca i concorrenti, c'è un avvio molto acceso, il numero 3 sembra il più veloce, Grand Don Raffaele che scavalca Golia Petral, che però va di galoppo e viene squalificato. Davanti Grando Raffaele con alla sua destra il numero 4 di Glamour Fast che va a chiedere strada. Dietro di loro abbiamo Roberto Faticoni con West Calf che ha preso un ottimo avvio e si trova appunto in seconda posizione alla corda. 200 metri passati 16 e 3 e ora arriviamo davanti alla retta delle scuderie quando finalmente Glamour Fast riesce a ottenere il pass per mettersi nella prima posizione. Quindi Glamour Fast davanti a tutti, il numero 3 secondo, quindi Grando Raffaele, poi il numero 5 di Guest Calf e poi abbiamo Gowan Laumar con alla sua destra che sta cercando di avanzare Gaber Trio. Stiamo per arrivare a un altro paletto dei 200 metri con le posizioni che sono assolutamente invariate, quindi Glamour Fast ha ottenuto il pass, abbiamo un parziale rallentamento della corsa, abbiamo un 31,7 di parziale degli ultimi 400 metri e si va in questo momento da 1,21, quindi è una andatura assolutamente di grande calma e questo porta a Glory and Gold Ari a decidere di provare un'azione di forza, quindi porta in terza ruota e arriva subito di fianco a Glamour Fast che è costretta ad accelerare l'azione. Quindi si ritrovano in due assieme, uno di fianco all'altro, a compiere questa curva che reintroduce alle tribune. Quindi però Glamour Fast ha retto l'attacco di Glory and Gold Ari di Carmine Piscuoglio e rimane davanti a tutti, però ovviamente l'andatura è accelerata, abbiamo avuto una curva in 15. Segue sempre in seconda posizione Grando Raffaele, alla sua destra abbiamo Gaber Trio, poi il numero 5 di Gascanf e alla destra di Gascanf abbiamo Gowan Laumar che incomincia anche lui a provare ad essere più incisivo nella sua azione. Stiamo per arrivare agli ultimi 700 metri, anzi ci siamo arrivati con sempre il numero 4 davanti a tutti Glamour Fast con Gloria and Godari sempre alla sua destra, 15,3 la penultima curva di questa corsa. Non sembra in nessun modo intimidita dalle azioni dei concorrenti all'esterno Glamour Fast che prova ad accelerare. Numero 12, viene Giacomino squalificato GB, il numero 12 Giacomino GB, ma nel frattempo Glamour Fast ha compiuto la retta delle scuderie in 14,6 e ha preso una lunghezza di vantaggio. Sta calando Glory and Gold Ari, prova ad inseguire ma fa un po' fatica Grand Don Raffaele e ci prova Gowan Laumar a venire a destra ma sembra assolutamente in controllo Francesco Tufano e Glamour Fast che deve solo far passare i metri e vede arrivare sempre più vicino al traguardo. Glamour Fast no problem, vince con questo cavallo che va 1,17 la media chilometrica, chiude in 30 gli ultimi 400 metri, 14,5 la curva, un 2,38,6 per tutti i 2060 metri di questa settima corsa che, ripeto ancora, hanno incoronato il cavallo numero 4 Glamour Fast, Francesco Tufano alla guida per Giulia Deschi al training per questo maschio di 4 anni da Don't You Forget It che vince questa corsa. Precedendo andiamo a vedere l'arrivo in slow motion. Allora primo il numero 4, al secondo posto vediamo se era però questo era di galoppo, quindi al secondo posto probabilmente il numero 3, ma qui ci sarà sicuramente lavoro per la giuria, proviamo a riguardarlo un'ultima volta. Quindi il 7 è di galoppo, quindi secondo probabilmente il numero 3 che però è in fotografia con il numero 9 e poi abbiamo il numero 8 e il numero 10 Greg Di Girifalco e Gaber Trio a chiudere i primi 5. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo per la settima serata di corse qua al Savio.